amici di Via Vai TV Online. Questa sera siamo con Sabrina Dal Molin, una scrittrice che si è affermata, veramente ha riscosso un grande successo perché ha scritto un libro molto interessante, spiega quello che è stato il suo percorso e il suo arrivare al contatto con il mondo dell'aldilà. Allora Sabrina, che cosa ti ha spinto a intraprendere poi questa condivisione una volta acquisito quello che tu dovevi sapere? Cosa ti ha spinto a comunicarlo poi a tutti? La spinta maggiore è stata proprio data dai messaggi, cioè il fatto che io ho questo rapporto con l'aldilà ed è stata una richiesta proprio dell'aldilà che tutto ciò che mi avevano dato come conoscenza potessi mettere in pratica su un libro. E questo ha permesso che praticamente grazie appunto al mio coautore Luca Valente, che lo apprezzo e lo ringrazio veramente per il suo tempo dedicato a me e tutto, siamo riusciti a stilare questo libro e siamo riusciti a farlo pubblicare, insomma. Quindi anche un buon successo, perché so che le tue presentazioni sono sempre molto seguite. Sempre sì, molto seguite. Molto seguite. Ecco, allora io ti chiedo come funziona questo contatto e com'è che tu sei tramite di queste, possiamo dire, entità, di questa energia, ecco, che ti... Allora, il contatto diretto di solito lo faccio scrivendo, nel senso c'è una scrittura automatica, anche se non avrei bisogno di questo mezzo come aiuto, in quanto sento le loro voci all'interno di me. E al di là del fatto che comunque ho la visione degli angeli, cioè io vedo l'entità degli angeli, non l'entità delle anime, perché vedo più sfere di luce, ma le entità degli angeli io li vedo. Per cui il contatto, diciamo, diretto è un dialogo tra me e loro che parte proprio dall'interno dentro te stessa. Sì, parte praticamente dalla parte centrale del petto fino ad entrare alla testa. È difficile da spiegare perché è una sensazione proprio unica. Tu hai un dono e hai un compito che è molto importante, certo, perché questa comunicazione tu la dai a persone che comunque hanno subito delle perdite. Certo. Ecco. E non hai mai dubbio sul messaggio che tu ricevi e che trasmetti poi? No, ci sono dei momenti che temo di non essere all'altezza delle aspettative delle persone, però parto sempre dal principio che la persona davanti deve accogliere il messaggio di per sé com'è, sì, e non deve andare alla ricerca delle cosiddette sempre prove, perché il rischio è solo diventare quasi un po' delle persone che non credono più e non stanno sull'aspetto della fede. Io credo che moltissimo che i messaggi che vengono dall'aldilà è un messaggio di pace e di luce, e per cui io credo che vogliono veramente che superiamo tutte le nostre sofferenze, i nostri dolori, le nostre fatiche, per riuscire a avere uno sguardo maggiore verso l'aldilà, per andare avanti con più serenità nella vita. Tutti noi abbiamo un angelo custode. Sì. E com'è possibile non essere in contatto direttamente, magari come succede a te, però come possiamo ascoltare la voce del nostro angelo custode? Io dico sempre, la prima cosa è proprio credere che comunque si ha un angelo, cioè si ha questo essere speciale e divino che ci è accanto fin dalla nascita e ci accompagna in tutto il percorso della vita. E oltre a questo bisogna anche lasciare invocarlo, cioè come se si parlasse a un'amica, un amico direttamente, e chiedere che loro si manifestano a noi. Se noi riusciamo a capire il modo in cui loro ci vogliono far capire la loro presenza, troviamo veramente una serenità incredibile, cioè non ci sentiamo mai soli, sentiamo di lavorare con loro, ci abbandoniamo di più quando ci sono delle difficoltà nella vita, dei problemi, ci lasciamo un po' andare di più, per cui la vita è un po' più leggera. Possiamo dare così, a conclusione di questa nostra breve intervista, un messaggio agli amici poi del web che ci seguono e che avranno sempre modo di sentire il tuo messaggio, quindi. Allora, io dico principalmente che le entità di luce, gli angeli di là, vogliono la nostra serenità e la nostra pace. Cerchiamo di invocarli il più possibile affinché entrino nella nostra vita e ci portino veramente grande speranza. Io credo che se ognuno chiama il proprio angelo, le proprie entità di luce, veramente il mondo può cambiare completamente, anche da un momento all'altro. Lasciamoli lavorare con noi, non ci chiedono nulla, non ci chiedono soldi, non ci chiedono officiature, non ci chiedono inchini, ci chiedono proprio di lavorare con loro e di riuscire veramente a portare pace e serenità a questo mondo. Io chiedo anche diffusione del libro, perché credo che la diffusione del libro porta molta serenità alle persone. Iniziate magari da lì e dopo magari ci sentiamo. Grazie molte Sabrina. Grazie e a voi. A presto allora. Grazie.